53 anni che entro in tribunale tutte le mattine e credo che la Carta di Treviso, dopo ci sono stati altri processi che sono venuti dopo, di recente anche tra l'Ordine dei giornalisti del Veneto e l'Ordine dei psicologi del Veneto, credo che la Carta di Treviso per noi sia stata, per noi cronisti, una grande liberazione. Dunque, positiva. E adesso vi spiego perché. Nella seconda metà degli anni 70, con lo sviluppo della cronaca locale, poi c'erano le radio, le televisioni, c'era una avidità di lettura dei fatti di cronaca locali, soprattutto per quanto riguardava fatti di minori. Ora, i direttori dei giornali dell'epoca, ma anche adesso credo, sono sempre invogliati dalla richiesta dei lettori e mettevano in condizioni noi cronisti di fare delle cose che avevamo fatica, pudore di fare. Voi immaginate cosa significa raccontare il suicidio di un ragazzo, l'omicidio di un ragazzo. All'epoca i fotografi erano fotografi e i giovani cronisti di allora dovevano presentarsi nelle case, suonare e chiedere: mi deve dare la foto del bambino morto. Eravamo giovani, volenterosi, ma certe cose non volevamo proprio farle. Mi ricordo un delitto accaduto nei primi anni '80, non dico né dove né come. Un ragazzo tredicenne che uccise il padre con una fucilata perché era esasperato dalle violenze, dai maltrattamenti che questo uomo aveva in famiglia. Era un piccolo commerciante ed era tremendo dover cercare gli interrogatori di questo ragazzo per pubblicarli, e dovevi farlo perché la gente era invasata della cronaca locale, soprattutto per quanto riguardava i minori. Ecco, per noi la Carta di Treviso è stata una grande liberazione. C'erano delle direttive che poi sono direttive che sono state recepite dall'Ordine dei giornalisti e dalla Federazione Nazionale della Stampa in base alla Costituzione, ma che noi dovevamo e dobbiamo seguire. Ma erano però anche delle direttive che intanto salvaguardavano la privacy delle persone, anche perché andare per le case quando c'era un bambino che era morto in culla e dover spiegare che un bambino di 4 mesi era morto in culla con nome e cognome non era facile neanche per noi, ve lo garantisco. Quindi da lì si è fatto un grandissimo progresso in avanti, ma soprattutto è stato il lettore che ha capito che non poteva più cercare nel giornale il nome, il cognome, doveva accontentarsi della storia, doveva accontentarsi della ragazzina che si era buttata sotto il treno senza sapere né dove, né chi e perché, anche se a volte per protesta nei confronti di chi aveva costretto psicologicamente quella bambina a buttarsi sotto il treno, lo dicevamo. L'altro fatto importante, ed anche che riguarda questa vostra, è il protocollo d'intesa tra il Consiglio dell'Ordine e l'Ordine del Consiglio dei giornalisti e l'Ordine dei psicologi Veneto. Dà delle direttive stupende, secondo me, e dà soprattutto un programma che aiuta entrambi a trovare un accordo. Io credo che lo psicologo in tribunale finalmente sta entrando. Finalmente sta entrando. Ho visto
bisogna spiegare perché una donna sta zitta per tanti anni ai maltrattamenti del marito. Bisogna spiegare come si comporta un bambino, bisogna spiegarlo agli inquirenti e anche ai difensori bisogna spiegarlo. Mi ricordo i primi processi per violenza carnale, i primi processi, non quelli che ho visto io, i primi che si facevano, dove davanti c'era un collegio di magistrati, uomini anziani, i quali non capivano cosa diceva la vittima. Diceva, ma lei non aveva quelle cose fin qua, cosa intendeva il collant, perché secondo il presidente settantenne del 77 aveva una cosa fin qua, poteva evitare la violenza. Ma ho sentito anche gli avvocati, mi scuso con questi che sono qua, che conosco e che stimo, ho sentito delle brutture urlare dalla difesa, come se il fatto che la vittima in quel periodo aveva il ciclo mestruale era complice di chi l'aveva violentata. Ne ho sentite di tutti. Quindi credo che l'entrata dello psicologo in campo forense sia un aiuto per tutto, per gli inquirenti, per la difesa, ma soprattutto per le vittime. Non è facile trovarsi anche a porte chiuse davanti a un collegio giudicante, agli avvocati della difesa, della parte. Ho visto i bambini io, con quanta cura vengono interrogati dallo psicologo e il bambino non sa che dall'altra parte c'è il giudice, la difesa e quant'altro. Quindi io sono molto convinto di questo protocollo d'intesa che ha fatto l'Ordine degli Psicologi del Veneto con loro giornalisti. C'è un problema però, che quando si parla di Carta di Treviso, quando si parla di qualcosa, dobbiamo rapportarci a quello che accade ogni giorno nei social. Lì non c'è nessuna regola, lì non c'è nessun controllo. A volte mi chiedo quanta fatica abbiamo noi, no, per colmare i danni che si fa nei social. Intanto ringrazio moltissimo dell'invito, perché io sono favorevole a questo tipo anche a questo tipo di iniziativa e anche a questo tipo di idea, cioè di fare una tavola rotonda un po' anche alla cieca, nel senso di portare competenze pescate un po' così e vedere che cosa succede, no? Metterle al centro di una discussione, perché alla fine siamo tutti, c'è bisogno senz'altro anche del tipo di convegno, come dire, da cattedra, ma c'è anche tanta necessità di parola tutti insieme, no? E l'ordine nostro, noi ci siamo appena insediati da 2 mesi, 2 mesi e mezzo, adesso sto perdendo, mi si è complicata molto la vita, come si può immaginare, prendendo la carica istituzionale, e quindi ho perso anche un po' la cognizione del tempo. Presta moltissima attenzione alla formazione che va oltre l'ambito strettamente giuridico. Sono andato sabato a presentare a portare i saluti dell'ordine a un convegno di psicologia a Verona, dove c'era Saranti Stanopoulos che interveniva sul materno e c'era Cristina Faccincani, era un convegno strettamente psicologico dove noi abbiamo dato patrocinio, perché io personalmente, che sono appassionatissimo della materia, ma mi ci sono avvicinato
anche credo per necessità mia personale, ma perché credo che occorra riportare il soggetto all'interno della giurisdizione, perché quello che sento e che percepisco io è che nella nostra giurisdizione si incomincia a perdere di vista il fatto che lì c'è un soggetto. C'è un soggetto che delinque e c'è un soggetto che subisce il delitto. E che sono entrambi dei soggetti che necessitano entrambi di un riequilibrio, e la giurisdizione, scusate se lo dico anche un po' provocatoriamente, ma mica tanto, non è più in grado di farlo. Cioè, il processo dal luogo della parola, adesso mi dispiace citare il vostro campo perché non ne sono degno, ma io sono un appassionato lettore anche di Lacan, cioè non direttamente ovviamente perché non sono in grado, ma della parola piena, cioè di quella parola che è restituita da un senso di ascolto. No? Questa cosa qui si sta perdendo nel processo penale, che è quello di cui mi occupo io, e credo che vada dunque ripensato, perché sono stato recentemente anche a un incontro, si parla di ripensare la procedura penale, alla procedura civile, insomma alla giurisdizione, e però credo che possiamo avere tutte le procedure penali che vogliamo, ma se non abbiamo i mezzi andiamo un poco distante. E senza i mezzi quello che si è costruito fino ad oggi è un processo in astratto bellissimo, pieno di garanzie per l'imputato, che è stato snaturato, perché oggi il processo penale è un processo che dovrebbe essere incentrato sull'oralità, quindi sulla parola, e dove la parola non esiste più, dove il giudice sente un testimone oggi e poi sente il prossimo testimone fra 7 mesi, e io me lo ricordo perché gestisco pochi processi all'anno, ma il giudice che ne gestisce circa 20-30 tutti i giorni, quel testimone, il come l'ha detto, il perché l'ha detto, il da che cosa è stato mosso e il come lo ha ricordato, senz'altro se l'è dimenticato. A parte che bisognerebbe capire se è in grado di capire come una persona dice le cose, perché il magistrato come l'avvocato non ha nessun tipo di background psicologico, e invece l'altro giorno, l'ho già detto, chi era a Verona, dov'è? C'era, ho già detto che io ho un'amica psicologa che ho sentito proprio la settimana scorsa, che mi dice: guarda, io continuo a studiare di diritto, fa psicologa giuridica, continuo a studiare di diritto, quasi quasi mi verrebbe da diventare avvocato. E io ho detto: guarda, io leggo di psicologia, mi verrebbe da diventare psicoterapeuta. Per fortuna non si può più, perché c'è la regola dei 45 anni, io li ho già oltrepassati e quindi me la sono messa via. Però non abbiamo nessun tipo di formazione di questo tipo, eppure per trattare con il soggetto il diritto dovrebbe poterlo avere. Ma questa è una provocazione, perché chiunque tratti la materia del diritto sa bene che il legislatore non è interessato alle motivazioni a delinquere. Cioè, la motivazione a delinquere non rientra, cioè il soggetto viene giudicato, sì, è una parte del giudizio, ma si giudica il fatto, non si giudica il soggetto. Io mi sono proprio recentemente imbattuto in un procedimento, un 600 quater, che era quindi possesso di materiale pedopornografico, e mi sono fatto un sacco di domande, perché tanto per dirvi il nucleo, no, di questo soggetto che era recidivo, era stato, io l'avevo già difeso in passato, la prima cosa che avevo fatto il giorno stesso che era venuto in studio da me, gli avevo detto: guarda, ti difendo, ma vai in terapia. È andato in terapia 3 anni, sembrava che avesse guadagnato una sua autonomia, ci è ricascato, e secondo processo, e lì mi sono fatto un po' di domande. Allora,
qua c'è tutto il problema, no? Non so se avete dimestichezza, ma è solo un esempio. Il 600 quater è costruito per cui se la mera detenzione materiale pedopornografico è costruita con una pena bassa per la quale non si finisce in carcere, però se c'è l'ingente quantità allora si finisce sostanzialmente la pena è più elevata e si può anche finire in carcere. Allora mi sono guardato le sentenze della Cassazione e ho scoperto una cosa interessante, cioè che la Cassazione pian pianino, rosicando il numero, è arrivata a dire che più di 100 immagini sono ingente quantità, meno di 100 immagini non sono ingente quantità. E quindi lì mi sono incominciato a fare tutta una serie di domande. Ma sul serio vogliamo giudicare così? Cioè è questo il giudizio che vogliamo dare in ambito dei reati sessuali che sono stati evocati prima da chi si occupa di doverli poi raccontare? Cioè è questo che vogliamo dire? 101 sono ingente quantità e il soggetto che ha un tipo di, che ha un tipo di dipendenza chiaramente in questo ambito, che è un soggetto che ha evidentemente una perversione, che è un soggetto che probabilmente anche attraverso l'immagine costruisce il suo limite nella visione dell'immagine. E lo giudichiamo se ne vede più o meno, o se ne detiene più o meno. Certo, c'è tutto il problema della domanda a monte, no? Che il legislatore punisce perché tu crei domanda, andando a vedere, detenendo, crei domanda e quindi a monte. Ma il soggetto non è quello, il soggetto è un soggetto che per quel tipo di reato ha bisogno di cura. E qual è la cura? Qual è la risposta dell'ordinamento? Carcere. Io ho chiesto la messa alla prova, il giudice non ha neanche voluto vedere il programma. Allora, facendo sintesi di questo mio primo abbocco, la prima cosa che ovviamente sono andato a rileggermi la Carta di Treviso perché è una cosa data per scontata, che nel senso che con i giornalisti che non utilizzino, che cerchino di non individuare, di non fare individuare il minore, mi sono subito chiesto, e qua è la provocazione che poi lancio ai miei contraddittori qua aprendola, ma una Carta di Treviso non servirebbe un po' per tutti? Cioè è solo il minore? Perché quando un soggetto delinque, mi verrebbe da dire, spesso è un minore. Cioè non è detto che sia un maggiore, è un minore e quindi siamo sicuri che ci sia la necessità che il pubblico sappia. Guardate che lo dico con tutti, io sono uno di quelli che dice i fatti vanno raccontati non perché vadano dati in pasto, ma perché la loro presenza ci garantisce la libertà dell'ordinamento, nel senso che altrimenti non ci sarebbe trasparenza. Quindi la domanda che mi pongo è: siamo sicuri che valga solo per i minori? Punto di domanda. Scusatemi se corro proprio per il tempo e scusatemi se sarò un formalista assoluto. È 25 anni che cavalco la procedura penale, l'ho seguita negli studi prima, poi col dottorato, postdottorato e come professore a contratto di questa materia. Per me la procedura è tutto. La procedura penale è sostanza e come mi insegnava colui il quale non solo ha scritto il codice dell'89 ma anche la Costituente, perché c'è stato e quindi ha scritto la Costituzione, il codice di procedura penale è il codice dei galantuomini e non è il codice dei delinquenti. Il codice penale è il codice invece dei delinquenti. Ciò detto, dopo aver sentito parlare il consigliere Napolitano stamattina e il capitano Tebaldi, senza nulla togliere agli altri che sono stati presenti sullo stress correlato del giudice, del carabiniere e del finanziere, beh, lasciatemi parlare dello stress dell'avvocato nel suo lavoro e in media re, anzi meglio, anche di coloro i quali sono consulenti nel processo penale o nel processo civile che sia, quindi anche lo psicologo, e chi più dello psicologo lo può capire oggi quando ha fatto il consulente e quando deve sopportare le parti. Le parti, parte ha un preciso significato giuridico nel processo, noi non siamo parti, l'avvocato non è parte, è un soggetto processuale, una cosa diversa, lo dicevo stamattina nel mio esordio, ma noi dobbiamo sopportare le parti che hanno un'aspettativa dal processo, si attendono un qualcosa dal processo. Nel momento in cui questa aspettativa viene tradita,
la scaricano da qualche parte, sul giudice, sull'avvocato, sul consulente che ha sbagliato. E qui la parentesi ci sarebbe, e sarebbe lunghissima, sugli esposti che fioccano nei confronti degli avvocati, del consulente, degli psicologi, del giudice che ha sbagliato tutto. Non parliamo poi della divulgazione che ormai è massiva sui social, ce ne parlava prima il collega e anche Lava, cioè il social aumenta a dismisura l'ansia e di chi è stato parte e ha visto tradite le sue attese. E a maggior ragione se poi al di là dei social ha anche uno strumento che è quello mediatico più ulteriore quando la stampa o altri mezzi di comunicazione gli vanno dietro. Ecco perché allora il discorso di stamattina che vi facevo, e per fortuna c'è qualcuno anziano quanto me, come Lava, che ricordava gli anni di piombo e qualche anno fa, negli anni 70, se ricorderete ve lo ridico per chi non c'era, guardiamocelo, Sbatti il mostro in prima pagina, lo sfondo che c'era di battaglia tra due testate giornalistiche e chi ci ha rimesso alla fine con un processo sbagliato solamente perché una testata doveva far condannare chi era di parte politica avversa. Ma poi voglio passare oltre perché sono passati 50 anni, dico guardiamocelo, ma guardiamo la giusta distanza. Continuiamo a guardare con la giusta distanza il processo e chi ci partecipa. Distacco e la giusta distanza. E allora cito una frase così, togliendo i riferimenti concreti perché non mi piace, ma colta da un giornale, non il tuo. Processo contro XY, il consulente medico legale della difesa utilizza le immagini trasmesse dal programma XY scomparsi per dare un giudizio psichiatrico sulla vittima. In 4 righe, voi siete più bravi di me, potete trovare fuori di tutto, così come i processualisti, così come il giudice, dal media all'acquisizione di dati, al ruolo del consulente, all'utilizzo nel processo. Il rapporto tra processo, mass media e gli attori processuali, come dicevo stamattina, è un rapporto sempre più complicato ed è ancora più complicato da questa società digitale e a maggior ragione, e vengo al tema che più ci occupa, quando sono coinvolti gli interessi dei minorenni, siano essi vittime, testimoni o autori dei reati. E i reati per cui si procede sono quelli che sono stati menzionati, purtroppo sono quelli che sempre più li coinvolgono nell'ambito della violenza domestica. Il consigliere Cerato saprà meglio di me, avrà visto le statistiche che sono arrivate dal Ministero ma anche dal Consiglio della Corte d'Appello. I reati contro la famiglia sono aumentati, nella famiglia sono aumentati a dismisura, a dismisura. È aumentato a dismisura il vostro lavoro, il nostro è rimasto qualitativamente, credo, negativo lo stesso. Non ho una ricetta, né penso che il codice penale o il codice di procedura penale ci dia una ricetta, anche se non possiamo dimenticare l'attenzione con cui il codice nelle sue evoluzioni di procedura, e a questo mi attengo, ha cercato di porre a questa materia. Cito le norme perché come collega Copris mi piace citare le norme e credo che tutti gli altri dovrebbero guardarle, chi opera nel processo, perché oltre al settore proprio di appartenenza dovrebbe conoscere anche un po' di procedura se interviene nel processo. Ripeto, scusatemi se mi piace la forma, 498, 196, 472, do i numeri, 194, 194 oggetto della testimonianza. Lì ci sono delle regole per quanto riguarda le domande, nello specifico per quanto riguarda il divieto di porre domande di un certo tipo e a questa norma fa da pandan l'articolo 472, leggetevelo per la tecnica di formulazione legislativa mutata nel corso di 20 anni, perché una norma che dovrebbe disciplinare dopo la pubblicità dell'udienza, valore sacrosanto per tutti, il processo è pubblico, tutti devono poterlo avere, ma nel processo, non con un giorno in pretura, nel processo. L'articolo 472 alla rubrica processo a porte chiuse, lì dentro troverete il tentativo maldestro del legislatore di bilanciamento di interessi che vanno dalla privacy, vedi la riforma sulle intercettazioni e quindi la necessità di stralcio prima ancora che si arrivi fuori alle aule di giustizia, sarà così? Provocazione. Fino a disciplinare
a quello che doveva essere l'interesse e la sicurezza dei soggetti che ci partecipano, del giudice essenzialmente, da delle turbative, e si arriva a disciplinare nell'ultima parte, e qui è stata modificata proprio con la legge del 48, credo del 2008, dopo Lanzarote, si dice anche quali domande per l'accertamento di determinati reati non possono essere fatte alla vittima, alla persona offesa. Alcune domande, cioè una norma che doveva disciplinare la pubblicità dell'udienza, non possono essere fatte. Come inserire qui una norma generale che doveva disciplinare l'oggetto della testimonianza, ecco perché vi ho richiamato quell'altra norma. 196, capacità a testimoniare. Si presume che tutti i soggetti, anche quello che ha 1 anno, abbiano la capacità di testimoniare. Questa è la forzatura del codice dell'88, una regola precisa. È chiaro che non ci metteremo mai a sentire un bambino da 1 anno, però la capacità a testimoniare ce l'hanno tutte. Ne parlavo prima con la professoressa stamattina, dico, incredibilmente nel processo, però prima si sente il teste, mi correggerà chi fa ovviamente il magistrato, prima si sente il teste e poi decido, casomai, terzo comma del 196, se ammettere una consulenza tecnica, una perizia, scusatemi, per valutare se il teste è capace. Beh, insomma, e il pregiudizio, dopo che l'ho sentito? Certo che prima mi devo rendere conto delle sue condizioni, ma se c'è una norma, e la norma è scritta in maniera chiarissima, prima faccio la consulenza e poi. E non vado oltre sul numero di queste norme, ce ne sono delle altre, un'altra nelle disposizioni di attuazione che regola l'ingresso dei mass media all'interno dell'aula processuale. Io ho detto non ho una ricetta su questa e penso che quelle fornite dal codice non diano una risposta esaustiva. Posso solo dire una cosa per la mia bassa esperienza, e cioè che non dobbiamo arrivare, lo diceva il collega Adami, e chiudo, alla prevalenza del processo mediatico sulle regole processuali di accertamento dei fatti. Non ci può essere una giustizia, non ci può essere giustizia se una sentenza viene pronunciata da un giornalista in nome del popolo italiano mediatico. Non possiamo svegliarci la mattina e pensare che, scarcerato il violentatore, il tribunale del riesame ha sbagliato e così viene propinata la notizia, mentre se resta in carcere come misura cautelare la donna accusata di aver abusato di un minore, di aver fatto un figlio con lui, non ci chiediamo se è possibile che reiteri reato nel momento stesso in cui l'accusa è quella di aver preso un bambino e aver fatto un figlio con lui. Non ce lo chiediamo perché fa notizia, sbatti il mostro in prima pagina. Chiudo. Abbiamo il dovere di porre dei limiti nel codice, mi collego alla carta di note, mi collego comunque al protocollo, alla Convenzione di Lanzarote. È inutile che ci inventiamo i protocolli se queste regole non diventano cogenti. La norma senza sanzione è una non norma. È inutile che lasciamo alla possibilità della discrezionalità del giudice di dire se, lungi dal violare il principio del libero convincimento, è adeguata e attendibile la prova. Nel momento in cui noi mettiamo dei paletti, la prova è stata assunta con maniera sbagliata, domanda suggestiva, il bambino è stato sentito 2 volte, c'era la presenza della mamma, la prova deve diventare inutilizzabile. Giro il foglio con cui è stato escusso e quella prova è nata morta. Allora. Concluso veramente, spero, e ho solo questa speranza, che ci possa continuare a difendersi nel processo e non dal processo, unico baluardo di civiltà. Il razionale di questa tavola rotonda. Intanto chiedo perdono all'avvocato Adami di non aver detto a Tiziana Magro perché, ma c'è un razionale, perché il convegno è stato gestito da una segreteria del convegno, questa tavola rotonda sono rappresentanti degli ordini e quindi l'ha gestito la segreteria dell'ordine e si sono un attimo ingrippati su evidentemente un nome. Ma abbiamo fatto comunque. Ma abbiamo fatto alla pratica, insomma, non è morto nessuno, anzi ci siamo trovati bene. Ma qual è il razionale di avere gli ordini degli avvocati e l'ordine dei giornalisti? È quello di pensare che una crescita in questi ambiti avviene soltanto attraverso il dialogo, che è quello che diceva anche la dottoressa Cerato. Non possiamo fare una convenzione con l'ordine dei magistrati perché non c'è, ma qualcosa ci si inventerà. E comunque ci sono stati grandi contatti in questi anni, cosa che è anche testimoniata da quest'oggi. Noi
abbiamo, in questo caso devo dire con una consulenza di quelle fatte bene, che va oltre i pensieri del committente. Il nostro addetto stampa, Mauro Pertile, a un certo punto mi dice: ma perché invece che cercare di far uscire solo i pezzi sulla psicologia nei giornali non costruiamo una convenzione con l'ordine dei giornalisti per fare formazione incrociata? Noi un evento di formazione a loro un evento di formazione a noi l'anno. Quindi loro ci hanno fatto negli anni, avrete avuto anche le newsletter, delle formazioni sulla comunicazione, e noi su un argomento a scelta. Diciamo che dal primo anno, che era qualcosa di più clinicoide, il gambling, poi siamo andati su suicidio, nera, eccetera, come parlare, come descrivere queste cose. Allora poi, tra le varie attività del gruppo di lavoro, che poi sono state approvate in consiglio regolarmente, quindi diventano attività ordinistiche tout court, non soltanto di un gruppo, abbiamo pensato di fare la stessa cosa anche con gli avvocati. Una serie di problemi. Io ho fatto più casino prima, quindi sono più colpevole di tutti. Una serie di questioni che sono emerse oggi le risolviamo nel tempo con il dialogo. E infatti io personalmente, con l'ordine dei giornalisti è facile perché è regionale come noi, ma io sono andato a tutte le sedi degli ordini degli avvocati in persona per dimostrare che la volontà nostra era seria, e quindi non ho mandato qualcun altro. Ho incontrato presidenti, vicepresidenti, alcuni dei quali sono anche già cambiati. Le tempistiche con tutte le province del Veneto sono un po' diverse, in molti sono stato accompagnato da componenti del gruppo di lavoro. L'idea è di costruire un dialogo, e la tavola è tra rappresentanti delle categorie, perché noi qui in questo caso non andiamo a esporre un problema tecnico nostro nel fare la nostra professione o una soluzione che adottiamo, ma problemi delle nostre rispettive categorie. Queste categorie devono dialogare, queste categorie devono conoscersi, anche perché noi riteniamo, e qui ho trovato piena collaborazione nell'ordine dei giornalisti e negli ordini degli avvocati, nell'idea che nel momento in cui si riesce a conoscersi, si riesce a, usarsi reciprocamente in maniera molto più efficace e molto più efficiente. Questa collaborazione tra professionisti non è stata così strutturata a livello ordinistico fino a ora. È anche vero che, come mi insegna l'avvocato Corbo che ho visto entrare, il ruolo di sussidiarietà degli ordini nei confronti dello Stato adesso è sempre maggiore. Quindi, tradotto, laddove lo Stato centrale non ci dà ste robe, ci organizziamo tra noi. Così come c'è bisogno di una nuova carta di Treviso? Forse sì, forse no, carta di Treviso per tutti, ma intanto cominciamo a parlare tra noi e vediamo di capire se noi possiamo dare un po' di contenuti utili a loro e loro un po' di contenuti utili a noi. Ultima ratio tra le varie comunità professionali che mi sento di dire rispetto a questa tavola rotonda: caro avvocato Fratucello, sono d'accordissimo sul fatto che senza la pena non esiste applicazione, ma se si deve fare qualcosa obtorto collo, tipo il POS, roba brutta. Il bancomat, quando fecero l'obbligo del bancomat senza sanzione, ma questa è storia vecchia. Però esiste qualcos'altro per noi psicologi, cioè esiste l'interiorizzazione del valore. Laddove qualcosa sia mutualmente riconosciuto come qualcosa di valido che si vuole ottenere, allora non c'è bisogno di mettere la pena, ma c'è bisogno di costruire insieme per un futuro che sia co-costruito, condiviso, appetibile. Io ringrazio voi di essere venuti, ringrazio di rappresentare le vostre comunità professionali, e questo momento vuole veramente essere un inizio di una collaborazione fattiva, perché dobbiamo darci tutti da fare in quello che possiamo. Noi siamo ordini professionali, siamo enti dello Stato, possiamo migliorare questo Paese all'interno del nostro mandato ordinistico. Non risolverà tutti i problemi dell'Italia, ma almeno intanto cerchiamo di fare il meglio che possiamo nel nostro ambito. In un paese in cui tutti vogliono fare un po' di tutto anche in maniera disordinata, se ognuno si occupasse di migliorare quello che deve amministrare, probabilmente vivremmo in un paese migliore. Magari non è stato fatto in passato, non dico da noi, ma in generale è una tradizione italiana. D'altra parte Confucio diceva che il miglior momento per piantare un albero è 10 anni fa, il secondo miglior momento è adesso. Quindi
iniziamo a fare questa operazione, diamoci da fare e cerchiamo di portare a casa dei risultati positivi.